Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Cordiale buon pomeriggio, gentili amici e amiche della visione all'ascolto. Dunque torniamo con linea diretta. Tra poco avremo ospite Luca Tollon, vicepresidente per quanto riguarda Conf Commercio del Friuli Venezia Giulia. Stiamo perfezionando il collegamento con lui. Prima però chiaramente diamo una ripassata per quanto riguarda le notizie accadute in Friuli Venezia Giulia, e come sapete insomma ne abbiamo parlato anche nel corso dell'edizione precedente. C'è stato questo attentato verso il nostro ambasciatore in Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. Purtroppo, ricordiamo, ha perso la vita. Si tratta di Luca Atanasio, che nel 2020 aveva anche ricevuto il premio pensato internazionale Nassiria per la pace. Insieme a lui purtroppo la seconda vittima è anche un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, che prestava servizio presso il 13° Reggimento Carabinieri Friuli Venezia Giulia di Gorizia dal 2016. Iacovacci era originario di Sonnino, in provincia di Latina, e aveva prestato servizio anche alla Folgore. Dopo la scuola allievi carabinieri di Iglesias, nel 2016 si è trasferito presso il reggimento di Gorizia. Iacovacci era stato inviato lo scorso settembre nella Repubblica Democratica del Congo, in un territorio purtroppo dilaniato da attacchi terroristici e da bande armate. Torniamo chiaramente la solidarietà, in questo momento la vicinanza ai familiari di entrambe le vittime da parte mia e di tutto lo staff di friulitv.net. Parliamo dei numeri per quanto riguarda invece il Covid-19, perché in Friuli Venezia Giulia su 1735 tamponi molecolari sono stati rilevati 114 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,57%. Sono inoltre 1122 test rapidi antigenici realizzati, dei quali sono stati rilevati 31 casi, pari al 2,76%. I decessi sono 11, ricoveri in terapia intensive scendono a 56, 350 negli altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 2.775, mentre i clinicamente guariti sono 60.153, clinicamente guariti 1.889, quelli in isolamento 8.850. Dall'inizio della pandemia sono risultate complessivamente positive in Friuli Venezia Giulia 74.108 persone, inclusi anche 872 da fuori regione. Siamo in attesa, come vi dicevo, di collegarci con l'ospite. Ci ha dato segno che insomma è pronto, ma al momento non lo vediamo ancora in onda. Il bello della diretta è anche questa. Andiamo un po' a vedere
quello che è accaduto per quanto riguarda invece lo sport. Come sapete, insomma, l'Udinese ieri è riuscita nell'impresa, dopo un primo tempo veramente inguardabile, a ribaltare la partita contro il Parma e addirittura a rischiare di portare a casa i 3 punti dopo che nel primo tempo insomma era andata sotto di 2 gol e ha rischiato veramente un tracollo navale. Poi per fortuna nell'intervallo il famoso tè caldo è servito e nel secondo tempo si è vista un'altra squadra. Alcuni cambi rispetto alla formazione base sono serviti insomma per portare in porto almeno un punto guadagnato, in questo caso guadagnato. E oggi una bella notizia, perché torneremo a rivedere un altro grande giocatore che ha calcato per tanti anni l'Udinese Calcio in qualità di difensore, perché oggi è praticamente ufficiale il passaggio di Felipe con la Manzanese, un importante tassello difensivo, tutta la sua esperienza per far sì che la formazione Orange salga in Serie C. Se la sta giocando, mercoledì ci sarà l'impegno per quanto riguarda il campionato di Serie D. Insomma, ci auguriamo che questo sia un ulteriore tassello. Sicuramente, ripetiamo, Felipe con la sua esperienza darà ancora più peso specifico per quanto riguarda insomma le ambizioni di promozione da parte della formazione Orange. Non abbiamo ancora l'ospite, siamo sempre in attesa, il collegamento c'è, ma probabilmente non riesce a collegarsi lui. Dicevamo, il bello della diretta è anche questo, allora noi ne approfittiamo per darvi altre notizie che ci sono giunte in redazione, per dire che su un piano finanziario da 230 milioni di euro della programmazione 2014-20, la Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato risorse per 306 milioni circa, cioè il 132%, con un impegno monitorato pari al 103,46%, mentre i pagamenti controllati sono pari al 64-74% e quelli certificati al 57,09%. Sono i dati più importanti evidenziati dalla prima commissione consigliare, dall'assessore dalla Regione alle Finanze e Programmazione Europea Barbara Zilli, in merito alla spesa certificata aggiornata al 31 dicembre scorso e impegni e pagamenti aggiornati alla settimana scorsa della programmazione POR FERS 2014-20. Il Friuli Venezia Giulia si conferma leader nella programmazione, un primato, ha commentato Barbara Zilli, che è stato mantenuto anche nel settennato in chiusura, visto che la regione si colloca seconda in Italia, preceduta solo dall'Emilia Romagna. La soddisfazione è quindi molto e sprona la stessa a essere ancora più virtuosa e responsabile nella programmazione futura. Bene, allora vediamo cosa è successo. Altre novità non ci sono per quanto riguarda il nostro TG. A questo punto noi vi diamo appuntamento fra poco, in attesa di sistemare il collegamento con il nostro ospite, sperando insomma che il nostro ospite sia operativo. Sicuramente c'è un problema tecnico non dovuto a noi nemmeno a lui, però ogni tanto, come sapete, quando si lavora tramite web ci può essere che lo stesso programma di collegamento magari vada in contrasto con il cellulare o con il computer, e allora porta in un certo senso a questi problemi di ritardi. Comunque vi diamo appuntamento più tardi, in tempo tecnico 5-10 minuti, per sistemare il collegamento audio con il nostro ospite, e poi torneremo con Luca Tollon, ripeto, vicepresidente della Confcommercio del Friuli Venezia Giulia. Proprio tra circa un minuto e mezzo ci rivediamo. Restate con noi.
Eccoci qua. Adesso Bene. andiamo in onda. Siamo già in onda, Occhio. Tac. Vediamo se è vero. Sento male? Eccoci qua. Torniamo in diretta, gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto. Abbiamo con noi il vicepresidente regionale Luca Tollon, che ringrazio. Buon pomeriggio e ben ritrovato, Luca. Grazie, buon pomeriggio a voi. Ecco Alessandro, allora, perché mi hanno sbagliato la grafica, la devo correggere anch'io qui, perché avevano messo Alessandro, di mettere Alessandro, hanno scritto Luca. Alessandro Tollon, giusto, Sì, benissimo. è giusto, però c'è un errore di grafica che correggeremo al volo. Allora, innanzitutto buon pomeriggio, caro vicepresidente. Che novità e che aria tira da Udine e soprattutto che messaggio lanciare ai nostri amici che ci stanno seguendo, che sono direttamente interessati nell'ambito del commercio? Beh, il commercio vive ancora momenti, direi, quasi drammatici e purtroppo l'incertezza che avvolge questo periodo non aiuta. Non aiuta nelle città dove comunque le occasioni per fare gli acquisti non mancherebbero, però mancano le occasioni per sfoggiare i capi nuovi, per sfoggiare alcuni accessori che sono solitamente l'oggetto del desiderio per una bella cena, per un bel aperitivo, quindi mancano queste occasioni. E nelle località turistiche, vedi Lignano ma vedi anche Tarvisio, non essendoci i turisti, la situazione è praticamente a zero. C'è un po' di movimento interregionale durante i weekend, però non è che risolviamo tutto, né noi commercianti né i nostri amici ristoratori e baristi, coi quali abbiamo veramente dimostrato un sodalizio in questo periodo, cioè quando si chiudono i bar e i ristoranti alle 18 anche il commercio è praticamente finito. E questa è la cosa purtroppo che abbiamo constatato e che constatiamo giornalmente, no? Di certo che queste nuove dritte che arrivano da Roma non sono per nulla incoraggianti, no? Beh, sapere che siamo a rischio di un'ulteriore chiusura veramente ci preoccupa un sacco. Devo dire, il lavoro è calato, se parliamo per esempio del mondo della moda, a livello nazionale del 40%. Io direi che in questa regione siamo anche oltre, e nelle località turistiche, per tornarci, anche dell'80%, quindi la situazione è veramente difficile. E ci auguriamo che i dati ci aiutino ad arrivare a marzo, quindi in primavera, anche con le condizioni del tempo che sembrano migliorare, un po' rincuorati con una previsione almeno di zona gialla. Speravamo tantissimo nei vaccini, però vedo che ci si muove poco, cioè se è vero che in Italia sono 3 milioni, quindi il 5% della popolazione vaccinata, a questo ritmo, anche a rilento, devo dire che prima dell'estate non sarà vaccinato un numero sufficiente di persone. A questo aggiungo, proprio per l'importanza che hanno i turisti, soprattutto gli austriaci e bavaresi, che sono i nostri più vicini amici d'oltreconfine, che anche dalle loro parti non si sta molto meglio. E quindi siamo veramente preoccupati che non succeda che la stagione compromessa l'anno scorso si verifichi anche quest'anno, e quindi veramente massima allerta su per quanto riguarda i vaccini, che è forse l'unico modo di saltare fuori da questa crisi che va avanti da più di un anno, con chiusure più o meno rafforzate, quindi dall'arancione al giallo al rosso, o il lockdown totale, che comunque hanno penalizzato il commercio nel suo complesso. Forse si salvano la grande distribuzione, forse, ma anche lì sento che comunque il vento non è buono. C'è una bassa propensione generale al consumo, c'è un'incertezza sul futuro immediato e anche di medio e lungo termine, per cui la gente non spende volentieri. E ricordiamo sempre che
le banche sono piene di liquidità, quindi c'è quell'Italia che non ha subito il contraccolpo del lockdown, della pandemia. Penso all'Italia non certo degli autonomi, non certo dei miei colleghi, ma tutta un'altra Italia garantita che sta spendendo di meno e sta accumulando sui conti correnti, quindi neanche investendo il denaro in titoli o in forme di investimento diversificato, ma proprio tenendoli sul conto corrente. Quindi servirebbe proprio una scossa per rimettere in moto il mercato. Certo. Senti, hai detto bisogna dare una scossa per rimettere in moto il mercato, perché purtroppo le associazioni di categoria più di tanto non possono fare. Voi non avete una bacchetta magica e non potete dare liquidità dall'oggi al domani, no? Dall'altra parte le banche sono comunque disponibili in un certo senso, no? Ad aiutare le aziende, perché c'è comunque qualcosa per poter far andare avanti e far ripartire questa macchina, ma ci sono purtroppo troppi paletti, non solo a livello italiano ma anche con le nuove norme, no? Perché c'è il rischio che magari qualche tuo collega si trovi, tra parentesi, mi sia consentito il termine, cornuto e mazziato, no? Perché da una parte è in difficoltà perché non riesce ad andare avanti e non ha proprio la disponibilità nemmeno economica, dall'altro va a rischio che ha fatto, tra parentesi, delle spese, ha consumato il suo fido in conto corrente e si trova magari cattivo pagatore con le nuove norme, no? Hai colto nel segno. Ci sono alcuni strumenti, i fondi anticrisi della regione, sicuramente l'aiuto che può dare il Confidi, che garantisce gli affidamenti proprio a quel mondo del commercio e del turismo di cui stiamo parlando. Però diciamo la verità, le maglie si sono allargate un po', non c'è stato quel bazooka di cui si è parlato un anno fa, per cui venivano garantiti almeno 25.000 euro di liquidità un po' a tutti per fare fronte alla pandemia. No, tutt'altro. Cioè ci dicono gli amministratori delle banche che loro non possono erogare linee di credito, finanziamenti, se non garantiti con una procedura che è quella l'istruttoria famosa della pratica, perché altrimenti ci vanno di mezzo loro con la responsabilità diretta patrimoniale. Per cui dicono sì, da un lato si comunica in un modo che è molto più facile accedere al credito, in realtà chi ne ha più bisogno, come sempre, ha più difficoltà ad accedere. Chi aveva il tesoretto ha tirato avanti per un anno, chi quel tesoretto non ce l'aveva è già saltato, e comunque i tesori, quando le risorse escono e non entrano, prima o poi nel grande e nel piccolo comunque finiscono. Questa è la grande preoccupazione, perché ci sono diversi costi fissi che comunque vanno avanti. Anche la vicenda affitti, che diciamo avevamo parametrato intorno a un 30% di sconto da parte dei proprietari, però non è una questione generalizzata. Poi parliamo di bollette, le bollette vanno avanti, ecco, possiamo usare la cassa integrazione anche in deroga, quindi anche per le piccolissime attività sotto i 5 addetti, però anche questa diciamo che se poi c'è questo stop and go, per cui apri, non apri, tieni a casa il dipendente, il tuo collaboratore poi la sera lo devi chiamare oppure lasciarlo a casa, cioè una difficoltà quotidiana drastica. Posso dire che ho notato che nel momento in cui c'è la zona gialla, la giornata è bella, c'è magari un po' di sole, un po' di tiepido, le località turistiche ma anche i centri storici si animano e la gente ha voglia di andare anche al ristorante oltre che a fare lo shopping, tanto da prenotare nel secondo turno, per esempio, cioè dopo le 3 alle 3:30, quindi c'è questa specie di pranzo-cena che sostituisce spesso le abitudini che avevamo fino a un anno fa. Certo. Insomma, caro Alessandro, la situazione, come abbiamo visto, è molto più critica di quella che cercano di farla
passare attraverso i comunicati stampa ben mirati da parte degli enti preposti, no? Sia a livello regionale che a livello nazionale. Sta di fatto che la situazione è questa, no? Quando riuscite finalmente a ripartire, a lavorare un minimo, purtroppo automaticamente abbiamo notato che l'indice sale, non solo sale, ma sale anche il discorso a livello nazionale. Non possiamo fare paragoni per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia rispetto al resto d'Italia, perché paragonare Udine, il centro di Udine, alle 17:30 rispetto, non so, a quello di San Daniele o di Cividale o addirittura di un paesino limitrofo, sono calcoli che trovano il tempo che trovano alla fine, no? Si dice la media è quella che conta, no? Il risultato purtroppo è quello che conta, però alla fine si va a rischio di fare tutta un'erba un fascio, tanto per dire vabbè, approfittiamo, si chiude altri 20 giorni, altri 60 giorni, poi vedremo. Sì, io devo dire, mi auguro che si arrivi a Pasqua con dei numeri confortanti, con una temperatura che tenga un po' lontana la pandemia. E volevo aggiungere una cosa fondamentale, che è quella dei ristori. Abbiamo visto la regione ristorare con i suoi mezzi, ovviamente una regione piccola ha dei mezzi limitati, ma siamo andati oltre i 50 milioni stanziati, quindi qualche cosa è arrivato anche, direi, abbastanza velocemente. Adesso stiamo attendendo per metà marzo ancora un aiuto. Molto più difficile l'aspetto legato ai ristori governativi. Mi auguro che con il nuovo Presidente del Consiglio le cose cambino, cioè che ci sia un'efficienza maggiore e soprattutto che non ci siano tanti annunci e poi mesi e mesi e mesi di aspettativa. È chiaro. Qualche cosa abbiamo avuto, mi auguro che ci sia un altrettanto sostegno e soprattutto che le casse integrazioni vengano pagate, perché teniamo conto che i nostri collaboratori, se prendono la cassa integrazione dopo 3 o 4 mesi, di che cosa vivono? Cioè, e questo sappiamo che nel commercio come il nostro, nel piccolo commercio, nei ristoranti, nei bar, cioè i nostri collaboratori fanno parte della famiglia aziendale, quindi è veramente una situazione dura. E insomma sappiamo che dall'altra parte però c'è un gruppo dietro, no? C'è una famiglia di Confcommercio e di tutte le persone collegate a voi direttamente o indirettamente che però non vuole mollare, no? Abbiamo visto molte piccole e medie imprese locali che continuano, no? Magari arrivando a mordere l'osso, però bisogna continuare ad andare avanti, no? Dare quel messaggio chiaro, perché nessuno vuole morire, nessuno vuole trovarsi con la canna del gas all'interno del proprio corpo, no? Perché purtroppo se, come hai detto tu, se non si dà un messaggio chiaro e trasparente, andiamo a rischio anche di giocoforza, di raccontarvi in cronaca poi successivamente che un imprenditore X, Y di un paese Z ha deciso insomma di terminare anzitempo la sua vita terrena perché non sapeva più che pesci pigliare. Beh, Confcommercio, devo dire che in questo anno è stata veramente protagonista della vita economica del terziario, protagonista nel senso che siamo stati molto autorevoli, non so se devo dircelo da soli, ma autorevoli col governo, autorevoli con la regione che ci ha ascoltato, e quindi a volte la nostra presenza nel indirizzare verso lo strumento migliore per le aziende in difficoltà, eccetera, è stato fondamentale. La nostra presenza anche come sostegno, non solo informativo, ma sostegno direi quasi morale, essere pronti il venerdì dalla mattina alla sera, attendere che colore saremo. Noi ogni tanto abbiamo qualche anticipazione, cerchiamo di darla perché ognuno dei nostri amici ristoratori possa anche approvvigionarsi per aprire l'attività o per chiuderla, non solo approvvigionarsi di strumenti di lavoro e di merce, ma anche approvvigionarsi di, fra virgolette, di collaboratori che il giorno dopo non sanno se devono andare a lavorare o meno. Ecco, io vorrei spendere ancora 2 parole su cosa potrà essere il futuro dopo questa pandemia. Sicuramente non torniamo alla situazione che c'era prima, sicuramente
abbiamo passato un momento difficile, siamo consapevoli che i nostri operatori devono formarsi, digitalizzare le aziende in qualche modo, anche magari solo con una presenza seria sui social, cosa che in questa regione è molto poco presente. Siamo arrivati su Marte, arriveremo anche qua, dai, tanto per essere chiari. Ma speriamo di arrivarci in fretta. Bisogna affidarsi comunque a dei professionisti. Noi contiamo di averne nelle nostre fila parecchi per poter indirizzare, quindi formazione, digitalizzazione e tenere conto che anche se è un'attività piccola, devi essere un manager nel piccolo, gestire il magazzino con accuratezza, come fosse quello di una grossa azienda. La cantina dei vini, nel caso dei bar e ristoranti, deve essere curata bene in base alle liquidità che hai. Non puoi mettere da parte 1 milione di euro come succedeva, o mezzo milione di euro di vini e poi non riuscire a pagare gli stipendi. Cioè deve essere tutto bilanciato, e non vorrei sentirmi dire dai miei amici, colleghi: il mio commercialista mi ha consigliato male. No, dobbiamo essere noi i manager delle attività. Questo secondo me ce lo ha insegnato questo anno, perché abbiamo veramente dovuto contare ogni singolo euro speso. Chiaro. Senti Alessandro, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro e terremo, come si dice, monitorata la situazione. Se ci sono novità, ci auguriamo positive, no? Chiaramente per rilanciare ulteriore, tenere sempre alta l'asticella, altrimenti ci aggiorniamo ai primi della prossima settimana, cioè i primi di marzo, anche per fare un po' i calcoli sui numeri di febbraio e così, in attesa insomma di capire, tra parentesi, come andrà a finire. Si diceva una volta di che morte morire, ma togliamo quella parola lì che non porta tanto bene, insomma, no? Ecco, in attesa insomma del futuro. Grazie ancora ad Alessandro Tollon. Saluti, grazie. Qua. Grazie a te, buon pomeriggio chiaramente anche ai nostri amici alla Visione all'Ascolto, e noi torniamo come sempre questa sera per gli aggiornamenti di cronaca in Friuli Venezia Giulia. Flash saranno comunque postati poi nel corso del pomeriggio attraverso le nostre pagine social e attraverso il nostro sito internet. Mandi e alla prossima. Cercare casa online è facile, ma comprare casa è un'altra cosa. Al tuo fianco hai gli agenti immobiliari. Con la loro professionalità e competenza, comprare e vendere casa è semplice e sicuro. Ogni agente sa come dare il giusto valore al tuo sogno. Con noi il tuo domani inizia oggi. Agenti immobiliari, semplicemente di casa. FIAIP, Collegio Regionale del Friuli Venezia Giulia. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, un cuore totalmente friulano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Artline Occhialeria, a Forni di Sopra, www.artlineocchialeria.com. Legno Interni,
Per la tua casa da più di 70 anni, qualità, cortesia e professionalità al tuo servizio. Porte interne, porte blindate, serramenti e accessori, parquet e pavimenti in legno, scale, soppalchi e molto altro ancora vi attendono presso la nostra vetrina espositiva di Via Brava 22, zona industriale Brava, a San Giovanni a Natisone, in provincia di Udine. Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.vivinterni.com o passa a trovarci.